Allarme valanghe in Veneto. Oggi sono previste nevicate sulla montagna veneta con apporti tra i 20 e i 35 cm nelle Dolomiti a 2000 metri e tra i 20 e i 50 cm nelle Prealpi, oltre i 1500 metri di quota. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 9 gennaio 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'allarme valanghe in Veneto. Con la previsione di nevicate appunto sulla regione, il centro funzionale decentrato della protezione civile della regione del Veneto ha pertanto emesso un avviso di criticità per le valanghe, in cui è fissata la fase operativa di attenzione per il territorio della zona Mont 1 Dolomiti e Mont 2 Prealpi. Così scrive il Gazzettino di oggi. Una situazione da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza, il tutto a partire dalle ore 6 di oggi, lunedì 9 gennaio. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione Civile, le valanghe attese possono interessare in modo localizzato siti abitualmente esposti al pericolo, valanghe, vie di comunicazione in quota e passi dolomitici. Sono possibili valanghe da slittamento con fessurazioni e pochi fenomeni in movimento localizzati in particolar modo lungo i pendii ripidi con suolo erboso. La notizia anche sui quotidiani del gruppo JED, dove si parla appunto di allerta, attese intense nevicate, sale il rischio di valanghe a partire dalle 6 di questa mattina e sino a nuove disposizioni. È stato elevato a livello 3 giallo il rischio di valanghe sulle montagne venete. Anche qui si riprende appunto la nota diffusa dal centro funzionale decentrato della protezione civile, il tutto in una pagina dedicata invece al caldo anomalo. Un'intervista a Michele Freppaz, ecologo della neve e docente dell'Università di Torino. Il titolo è Nostalgia della neve, la penuria registrata sinora non fa soffrire soltanto l'industria dello sci, ma anche appunto l'ambiente della montagna. Non basta la pioggia a ripristinare le riserve idriche e il suolo è meno protetto. Dice il docente Freppaz, le strutture turistiche sono state pensate in un'epoca ormai finita. Lo scorso inverno i paesaggi montani delle Alpi sono stati brulli, chiazzati dal marrone, scrive Cristina Nadotti, che appunto per i quotidiani del gruppo Gedi intervista lo scienziato. La stagione sciistica del 2022-2023 sembrava avviata verso il successo, ma dall'Immacolata a oggi di neve se n'è sciolta parecchia e l'equilibrio degli ecosistemi montani è stato nuovamente turbato. La neve, dice il professore, è una straordinaria sentinella ecologica e svolge molteplici funzioni. Il manto bianco che la maggior parte di noi apprezza per la bellezza paesaggistica o per le attività sportive, in realtà ha un valore molto più alto di quello che gli attribuisce l'industria turistica. E insomma poi l'intervista prosegue. Ma prosegue anche la nostra rassegna stampa con alcune notizie dai vari territori del Veneto. Partiamo da Mestre, pronto soccorso in tilt per i codici bianchi, prestazioni a livello pre-Covid nei 5 ospedali dell'ULSS 3 Serenissima, gli accessi crescono del 17%, ma in 3 casi su 4 si tratta di casi poco gravi. La notizia sul Gazzettino di oggi con tutti i dati appunto per quanto riguarda il pronto soccorso di Mestre. Ci sono le dichiarazioni del direttore generale dell'ULSS Contato, che dice è complicato potenziare gli organici per la carenza di specialisti, quindi il tema, la questione del personale che è appunto carente, questo non solo naturalmente nell'ULSS veneziana ma in tutto il territorio del Veneto, e si tratta anche di un problema nazionale. C'è quindi il problema dell'aumento degli accessi al pronto soccorso, un problema che riguarda anche appunto poi la carenza del personale. Basti pensare che
la gran parte, la maggioranza dei pronto soccorso del Veneto non funziona più con personale interno dipendente della sanità pubblica, ma invece con cooperative private, quindi di fatto il servizio di pronto soccorso è esternalizzato pur internamente alle strutture sanitarie pubbliche. Una situazione molto grave questa di privatizzazione strisciante che riguarda in particolar modo la nostra regione, ma oltre all'aumento dell'accesso nei pronto soccorso, oggi sui quotidiani locali, il Gazzettino ma anche la Nuova Venezia, si parla dell'aumento degli utenti nei SERD, il servizio dipendenze sempre dell'ULSS 3 Serenissima. Siamo sempre a Venezia, boom di utenti, più della metà in cura per problemi di droga. Dei 4.328 utenti del SERD, scrive la Nuova Venezia, ben 2.474 sono in cura perché tossicodipendenti, più della metà sono in cura per la dipendenza da droghe. Si aggiungono inoltre anche 191 detenuti con problemi di abuso di sostanze. Il servizio dipendenze ha attivato nel 2022 nuovi progetti triennali, dalla allerta rapida per la prevenzione delle overdose basata sulle segnalazioni diramate tramite il laboratorio di tossicologia del dottor Frisona, al nuovo progetto Chance con cui il team del direttore Pani sperimenta nuovi modelli di presa in carico dei giovani con dipendenze. Poi tra l'altro un laboratorio di mediazione linguistica per stranieri con dipendenze da sostanze. C'è la dichiarazione del consigliere comunale veneziano Gianfranco Bettin che dice: bisogna subito raddoppiare le risorse a disposizione del SERD. I dati diffusi dall'ULSS veneziana relativi al lavoro del SERD confermano la complessità e la gravità della situazione che i servizi si trovano ad affrontare. Ciò ne valorizza il ruolo, già molto apprezzato da chi conosce il problema, divenuto drammatico in questi anni. Parole appunto del consigliere comunale dei Verdi Progressisti Gianfranco Bettin, che ha commentato così i dati pubblicati ieri relativi al bilancio 2022 del Dipartimento per le dipendenze dell'ULSS 3 Serenissima. Il personale del SERD fa evidentemente al meglio ciò che può fare, dice Bettin, che da tempo sollecita il problema degli organici, ma si pensa con rammarico a ciò che potrebbe, alle vite salvate o tutelate, quello che si potrebbe migliorare, la qualità sociale della città che ne risulterebbe se venisse potenziato in persone e risorse il servizio appunto del SERD, come invece da troppo tempo non avviene. Questo per quanto riguarda la sanità e il sociale in Veneto, in particolare a Venezia abbiamo visto. Chiudiamo con alcune notizie flash. Ieri il traffico ferroviario è stato completamente bloccato. Il motivo lo si legge sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi: cammina sui binari, urtata dal treno, anziana è grave, traffico in tilt per ore. Incidente ferroviario ieri a Marghera, indaga la polizia ferroviaria, disagi per centinaia di viaggiatori in stazione anche a Venezia Santa Lucia. Una donna di 75 anni è stata investita dal Frecciarossa 9741 che da Milano Centrale era diretto e quasi arrivato a Venezia. È successo ieri verso le 18:10 sulla linea Milano-Venezia all'altezza della stazione di Porto Marghera. Non è ancora stata chiarita l'esatta dinamica dell'incidente. La donna, stando alla prima ricostruzione, sarebbe stata investita all'altezza del cantiere in cui stanno facendo i lavori del nuovo sottopasso della stazione ferroviaria Porto Marghera, che RFI sta riqualificando con i fondi del bando periferie. La donna non è in pericolo di vita, ma è grave. Voltiamo pagina. Il fisco. La notizia sul Gazzettino arriva da Roma, in questo caso si tratta della rottamazione, dello stralcio delle multe, uno stralcio che però sarà soltanto a metà. Ad esempio a Padova e Treviso le multe si pagheranno comunque, rottamazione possibile solo per i comuni che riscuotono con l'Agenzia delle Entrate. Nella città del Santo la decisione è già stata presa, come a Roma e Milano. A Venezia sono in corso invece alcune verifiche. Il capoluogo della Marca, quindi Treviso, usa area riscossioni. L'ANCI chiede di allargare la norma alle altre società esattoriali. Scrive quindi: stralcio delle multe con beffa per metà
per la metà dei comuni italiani. Il Gazzettino, la legge di bilancio messa a punto dal governo, prevede la cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, comprese tra il 2000 e il 2015, per tutte le imposte generali, lo stralcio automatico, e quindi i contribuenti si vedranno annullare il fardello senza dover muovere un dito, mentre per i debiti amministrativi, quindi le contravvenzioni e ad esempio Tari e IMU, il meccanismo è differente e spetterà ai comuni decidere se aderire o meno, una scelta che gli enti dovranno comunicare al Ministero dell'Economia entro il 31 gennaio prossimo. Ebbene, il 50% dei sindaci sa già che non potrà comunque stralciare le cartelle ai propri concittadini, e questo perché appunto c'è il vincolo del fatto che il comune debba riscuotere tramite l'Agenzia delle Entrate. Quelli che non lo fanno appunto sono esclusi dalla norma. Infine, l'ultima notizia di oggi: niente contributo ai turisti che visitano le isole della laguna. Siamo a Venezia, sulle pagine ancora una volta del Gazzettino. La giunta comunale vuole esonerare dal pagamento del ticket d'accesso a Venezia i turisti che andranno a visitare Lido, Pellestrina, Murano e Burano. La decisione entra nel dibattito previsto in Consiglio, basterà un'autocertificazione. L'assessore Michele Zuin al bilancio dice: non vogliamo fare cassa ma regolare al meglio i flussi. Ecco, per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, la prima del 2023, e quindi a tutte e tutti voi un buon anno e una buona giornata.